Alessio Geremia, segretario della Lega Nord Veneto Orientale. Buonasera. Salve Geremia. Insomma, quello che è successo alla Camera è un fatto abbastanza grave e chiaramente l'espulsione di Pratavera può essere giudicata in vari modi. Molti l'hanno già giudicata male. Apprendo adesso che la sua espulsione non è stata digerita o ben digerita dall'opinione pubblica, e naturalmente come segretario fondamentale gli do tutto quanto la mia solidarietà, ma soprattutto tutto quanto l'appoggio, e lo inviterei a continuare a difendere in questo modo i cittadini e i diritti dei nostri cittadini, dei nostri veneti. Quindi l'opinione pubblica però è rimasta impressionata anche da quello che è successo a Verona. Tant'è vero che comunque proprio Pratavera aveva smentito qua l'altro giorno, si era dibattuto molto del fatto che Salvini in qualche modo fosse contrario alla candidatura di Flavio Tosi alle europee. Sì, queste sono notizie che magari qualche volta sfuggono, ma sono delle informazioni, oppure magari sono opinioni che sono all'interno del federale, delle nostre sale di riunione. Quindi se sfuggono vuol dire che sono vere? Penso quando esce qualcosa di vero c'è. Sicuramente Flavio Tosi per le europee ha tutto quanto l'appoggio della Liga Veneta, e quindi ben venga, anche perché è un ottimo amministratore, e spero che continui su questa strada. Salvini è il segretario federale, quindi deve fare un po' da mediatore tra le varie componenti, le varie leghe che compongono la Lega Nord. Mi perdoni, ma sbaglio, o sul simbolo della Lega Nord delle europee comparirà ancora il nome Bossi? No, come era il nome. È stato tolto? Ci sarà il nome No Euro. Perché ho visto su qualche manifesto qualche tipografo o qualcuno che dà indicazione può sbagliarsi. C'è il No Euro, già stato depositato in prefettura. Benissimo, grazie Alessio Geremia, Grazie a voi. della redazione centrale.